Allora, buongiorno a tutti. Oggi in qualche modo sperimentiamo, nel senso che affrontiamo un tema per alcuni versi molto tecnico, guardandolo però come un mattone di una casa in costruzione, o se vogliamo anche con una metafora che talvolta si usa, cerchiamo di guardare sia l'albero che la foresta. Le comunità energetiche che sono, come dire, il fulcro di questo incontro, di questa mattinata, sono una modalità collaborativa di produzione distribuita di energia, ma sono parte di un'azione più organica, articolata, per il cambiamento sostanziale dell'impatto delle nostre attività sull'ambiente. Un cambiamento che, a differenza di quanto visto in molti decenni, non vuole, e aggiungo io anche non può più basarsi su motivazioni e volontà dei singoli, perché l'obiettivo è incidere in maniera sostanziale e quindi si vuole creare le condizioni perché sia una forma prevalente di produzione e consumo. La politica internazionale aveva già tracciato la rotta nei decenni scorsi, dall'accordo di Kyoto del 97 e poi anche nell'accordo di Parigi del 2015. Quindi in questo momento non stiamo discutendo sul se, ma stiamo discutendo e dobbiamo costruire un come efficiente, efficace ed inclusivo. Allora, il programma dei lavori prevede un percorso che segue un po' questo filo rosso, che parte dalle imprese, dalle nostre imprese che guardano alle comunità energetiche come un ambito da servire e proprio per questo come un ambito e uno spazio anche di business. Con l'introduzione del Presidente nazionale della Federazione Impianti, Dalla Costa, per passare a una riflessione poi sui pilastri su cui si articola anche lo sviluppo urbano sostenibile e ovviamente nel merito delle comunità energetiche. E poi però torniamo alla politica per un confronto sulla costruzione di soluzioni per una concreta, veloce, inclusiva azione di transizione ecologica che veda le nostre imprese protagoniste. Dobbiamo evitare effetti di spiazzamento, non con difese, ma con consapevolezza e con azioni che siano di reale inclusione. Per Confartigianato Veneto l'obiettivo è questo, far sì che le imprese che rappresentiamo siano protagoniste dirette di questo percorso. Ringrazio ovviamente gli ospiti, il senatore Girotto, Presidente della Commissione Industria del Senato, Roberto Marcato, l'assessore allo sviluppo economico della Regione, Massimiliano De Martina, assessore all'urbanistica del Comune di Venezia e certamente i due relatori, il professor Munarin dello UAV e il professor Causone del Politecnico di Milano. Concludo, oggi ci troviamo in questa bellissima sede, il Museo M9, devo dire che abbiamo avuto la fortuna di trovare subito un'ottima sintonia, non comune, non scontata se non altro, e un entusiasmo che ci ha accompagnato e ha facilitato incredibilmente, insomma, in questi mesi la concretizzazione dell'iniziativa. Speriamo che sia anche, come dire, inizio di prossime successive iniziative. Oggi purtroppo il Presidente Boschetto per un imprevisto personale non potrà essere con noi, ma le conclusioni sono tenute come rappresentante della Federazione dalla Vicepresidente Claudia Scarzanella, che nell'ambito dell'attività di federazione già si occupa di temi legati alla sostenibilità, peraltro, allo sviluppo urbano sostenibile, allo sviluppo nelle aree interne e quindi ha già una forte e piena competenza sui temi e sensibilità. Lascio la parola a Ciro Martin per un saluto, Presidente di Confartigianato Città Metropolitana. Ovviamente ringrazio i colleghi della Federazione, qui sono con noi oggi Gianluca Bassiato e Andrea Saviane, che ovviamente, come sempre in tutte le cose, è la squadra che serve a concretizzare i buoni progetti. Grazie e buon lavoro.